Il mondo dei motori e la sicurezza stradale si fondono per creare una raccolta fondi benefica a favore di Medici con l'Africa QAM. Un progetto che ha permesso di donare 6.850 euro che serviranno a far correre le ambulanze dei Medici con l'Africa QAM in Sierra Leone, dove è stato realizzato un sistema in campo sanitario simile al 118. Motore messo a servizio della vita, credo che questo sia molto molto bello, cioè l'idea di mettere la potenza di un motore a servizio e diventano mezzi salvavita, e lo facciamo in Africa. Queste iniziative servono a far sì che queste ambulanze che abbiamo in Sierra Leone, nel distretto di Bugeon, possano funzionare, possa essere a servizio di tante mamme, di tanti bambini che hanno bisogno tantissimo dell'aiuto anche nostro. L'evento, svoltosi ieri nell'area park di via Mocenigo a Jesolo, a pochi passi dal mare, ha visto decine di persone vivere l'ebbrezza di un test drive a bordo delle Ferrari. Presente anche la regione che da tempo affianca il QAM nei suoi progetti. Quello che vediamo oggi, la possibilità di fare guida sicura al volante di una Ferrari non capita proprio tutti i giorni, quindi vedo che c'è grande entusiasmo e grande partecipazione. Iniziative come queste sicuramente fanno del bene non solo nel mondo sanitario per l'appoggio al QAM, ma anche sulla sensibilizzazione alla sicurezza stradale.